Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Allora, siamo seduti su una miniera d'oro. Qual è questa miniera d'oro? Ma la miniera d'oro è il nostro territorio, il Veneto e più in generale il Nord-Est. Ancora oggi motore d'Italia, non per niente il Premier è venuto nell'ultimo periodo a far visita agli industriali, ai produttori, ha detto sono venuto a vedere dove il PIL si fa. Nord-Est che però soffre comunque e l'abbiamo visto dai dati sull'emigrazione, 107.000 italiani se ne sono andati dal nostro paese, un dato ancora in crescita, e sono tanti i giovani che lasciano un territorio che evidentemente non dà quelle opportunità e quelle risposte che i giovani cercano all'interno anche del mondo produttivo. Di questo parliamo stasera, parliamo di macro-regione, parleremo dei referendum, ce ne sono tanti in ballo, a ottobre voteremo per la riforma costituzionale, ma parleremo anche dei referendum che si cercano di fare, quello per l'autonomia, quello per l'indipendenza, quello forse anche per la macro-regione, che potrebbe essere la soluzione e il trade union, il filo conduttore di tutta questa situazione. Con chi ne parliamo stasera? In studio con gli ospiti, ve li presento subito. Abbiamo alla mia sinistra Bruno Cesaro. Buonasera Cesaro, Progetto Nazionale, grazie di essere qua nei nostri studi. Al suo fianco Jonathan Morello Ritter, presidente dei giovani imprenditori di Confapi Veneto. Buonasera. Buonasera. E grazie di essere qua. Il nostro editore Ermanno Casen. Buonasera Ermanno, grazie anche a te. Al suo fianco Ivone Cacciavillani, avvocato. Buonasera avvocato. Buonasera. Grazie della sua presenza. Al suo fianco Settimo Gottardo, già sindaco di Padova. Buonasera Gottardo, anche a lei. Allora inizierei proprio da Gottardo. Gottardo, io dicevo, siamo seduti sopra una miniera d'oro, è così? Il Nord-Est è una miniera d'oro? Sì, forse lo era, non so se lo sia ancora. E soprattutto credo che noi non abbiamo ancora raggiunto, dico noi intendo dire la classe politica in genere, no, la mia persona naturalmente, preso consapevolezza fino in fondo che il nostro paese, il nostro sistema paese non può più sopportare 20 regioni, la frammentazione di 20 regioni. Per il nostro paese sono decisamente troppe. Non rispondono più a criteri di efficienza e di costruzione del futuro. È uno dei motivi per cui anche i giovani vanno via perché non c'è futuro. Ma quindi dobbiamo pensare se una prospettiva futura possa essere riorganizzata su aree più vaste che affrontano la competizione sia europea sia globale. Nel nostro caso la regione vasta è il Triveneto, pare evidente. Certo, quindi Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Ha una serie limitata di regioni, 5, 6, adesso non stiamo qui a fare giocare sui numeri, con competenze precise, altrimenti queste regioni qui sono delle provincioni che gestiscono una mega spesa sanitaria anche con poca efficienza. Quindi certo, se allora costruisce un futuro più efficiente, più collegato anche alle esigenze economiche, c'è spazio anche per l'innovazione e così via. Se no rimane un peso della rappresentanza politica eccessiva, passaggi eccessivi burocratici e la stessa autonomia regionale che alla fine sparisce, perché la riduzione delle regioni a provincioni sparisce anche l'autonomia. Certo. Professor Casen, spieghiamo bene ai telespettatori che cosa si intende per macro-regione quando parliamo di macro-regione triveneta. La macro-regione triveneta sostanzialmente è la summa teologica di 3 regioni che sono fondamentali, che poi geograficamente sono sempre state compattate abbastanza unite e rappresentano poi la storia di una fetta dell'Italia che ha rappresentato la Repubblica con Venezia, che ha attraversato praticamente tutto il Medioevo e che è arrivata fino, diciamo, alla conquista da parte di Napoleone, che rompe questa magia che era appunto Venezia.
Si è creato una ricchezza in questa zona perché sostanzialmente, vorrei fermarmi un attimo da un punto di vista storico, sostanzialmente era la zona, il porto più vicino al Mitteleuropa, a tutto il resto dell'Europa. Era il porto più sicuro e i traffici che partivano dal Baltico e arrivavano fino in Cina passavano per Venezia. Magari la regia potrebbe proporci una cartina d'Europa dove vediamo, questa è quella del Triveneto, ma vediamo anche l'Europa più in generale e la posizione di Venezia, così capiamo anche quando si dice appunto Venezia nel cuore o come punto centrale d'Europa. Vediamo se la regia riesce a mandarcela. Le vicende che, eccola qua, vedete che praticamente l'Adriatico è vicinissimo al centro della Germania, vicinissimo alla Polonia, ed è un punto di smistamento che è fondamentale. Lo è stato Venezia, Venezia era l'epicentro di tutto il commercio praticamente dall'est e dall'ovest, e successivamente oggi possiamo non più considerare una sola città come epicentro di tutto, che è Venezia, ma può essere considerata l'intera area, e l'intera area si è differenziata e sviluppata per le caratteristiche tipiche del Veneto, e quindi abbiamo un Friuli Venezia Giulia che ha delle sue eccellenze, il Veneto ha altrettante eccellenze, Trentino Alto Adige sicuramente ne ha di proprie, e questa macro regione potrebbe essere una massa critica che potrebbe affrontare la globalizzazione. Questo è importante. Che cosa raccoglie questa area? Raccoglie per esempio 9 università, e quindi abbiamo la massima densità culturale, didattica, scientifica che esiste per esempio in Europa. Contemporaneamente, se andiamo a guardare il livello produttivo, abbiamo il centro più interessante e più importante d'Europa per quel che riguarda la produzione, ma non la produzione soltanto specifica, che abbiamo delle peculiarità, ma la produzione più diffusa. Cioè noi andiamo dall'elettronica alle calzature, sì, dalla manufatturiero a qualsiasi altro, cioè spazia su tutto quello che è la produzione, e questo è una cosa molto importante perché la crisi di un settore non coinvolge tutti gli altri, non coinvolge la regione. L'altro aspetto è che praticamente il livello produttivo del Veneto si aggirerebbe attorno al 18% a livello nazionale, quindi un livello molto alto se mettiamo insieme le capacità produttive di questa area. Dal punto di vista turistico è il massimo, perché andiamo dai laghi al mare, alla montagna, a tutto quello che è possibile, con un'eccellenza poi culturale e turistica, quindi un'offerta artistica che è insuperabile. Abbiamo una massa di aeroporti, Trieste, Venezia, Treviso, Verona, sono una quantità di aeroporti che rispetto al territorio è sicuramente la più elevata che c'è. Quindi abbiamo tutta una serie di cose e dobbiamo vederla come una unità, e questa unità, se riusciamo a capirla e i vantaggi che può creare, allora possiamo anche pensare al futuro a costruire un qualche cosa, una massa critica che possa affrontare il futuro di un mondo che si sta globalizzando. Certo. Cesaro, un'area sicuramente importante alle quali però mancano ancora delle infrastrutture, forse si potrebbero potenziare, soprattutto infrastrutture che guardino a nord. Cioè, io non so se manchino infrastrutture, io molto onestamente adesso è interessante il prologo di questa trasmissione, che sembrerebbe portare come
soluzione ai problemi che abbiamo nel Veneto e in Italia più in generale un'unione di 3 regioni. Questa macro area. Mi sembra una cosa interessante, come è interessante un lavoro che stanno già facendo dall'altra parte, cioè Liguria, Piemonte e Lombardia sono già al lavoro. Io penso che sia un pannicello caldo, con tutto il rispetto per le opinioni di chi mi ha preceduto, ma sono aspetti importanti come il referendum sull'autonomia, quello sull'indipendenza. Ma io penso a una cosa, io faccio l'imprenditore. Se invece di essere un imprenditore del Veneto fossi un imprenditore del Triveneto, io continuerei a pagare il 65% di tasse, presumo. Io continuerei ad avere, quando giro in macchina, a trovare centinaia di aziende, di capannoni chiusi, con scritto affittasi, con scritto vendesi. Io ritengo che sia sì un'ambizione quella di creare qualcosa di più interessante, ma non penso sia la soluzione a quello che noi stiamo vivendo. Cioè noi stiamo vivendo una situazione che la strada più ricca d'Italia è la strada che va da Cittadella a Bassano. Una volta si diceva che era la strada più ricca d'Italia. Fatela adesso voi, fatela adesso. Troverete una pletora di magazzini con scritto affittasi, con scritto vendesi, con le erbacce davanti. È questo che noi dobbiamo cercare di risolvere, a prescindere dalla macro regione o dalla mini regione, a prescindere dalle province, dai comuni. E io ritengo che ci siano delle azioni da intraprendere che sono leggerissimamente più rivoluzionarie di quella di unire 3 regioni. Io penso, per esempio, poi ne avremo modo di discuterne, ovviamente questa è la mia opinione, io penso che il primo passo che noi dovremmo fare è quello non di uscire dall'Europa, perché io ci ho sempre creduto nell'Europa. Quando ero giovane andavo in giro con i pantaloni corti, con la bandiera italiana, che a quel tempo lì se andavi in giro con la bandiera italiana non dico ti sparavano, ma quasi, adesso invece è inflazionata, c'è dappertutto, e gridavo Italia, Europa, rivoluzione. Ero giovane, avevo i capelli, ero pieno di idee, di slanci appunto adolescenziali o poco più. Ma io direi che il passo importantissimo è quello, ripeto, non di uscire dall'Europa, ma di uscire dall'euro. Ci creerebbe dei problemi probabilmente molto forti all'inizio, avremo una svalutazione, che ne so, del 30% della nostra moneta, non del nostro potere d'acquisto, ma ci darebbe la possibilità di ritornare ad essere quello che eravamo fino a 12 anni fa, la 5ª potenza economica del mondo. Sarà difficile perché ci hanno deindustrializzato, e l'amico Ritter ce lo può confermare, ci hanno tolto la possibilità anche futura di riprendere quella che era la nostra quasi egemonia, sicuramente a livello europeo ma anche a livello mondiale. Ci hanno spogliato lei prima parlava della miniera d'oro, è una miniera che ormai non ha più i suoi lingotti, non ha più le sue vene d'oro, perché ci ha spogliato di tutto. Non abbiamo più la produzione, abbiamo tantissimi voucher, ma con i voucher non andiamo da nessuna parte. Ecco, allora, se vogliamo parlare di macro regione io ci sto, ne parliamo, però io starei un attimo attento. La soluzione della macro regione è una cosa sì buona per fare un po' con il rispetto che mi è sempre d'uso, per fare accademia, per fare un po' di cose, ma alla fine... ma comunque l'organizzazione dello Stato, come diceva in apertura Gottardo, in chiave, diciamo, di macro aree, era nel programma. Noi avevamo le province. Anzi, in Italia. Molti dicono, insomma, si diceva che avrebbe dovuto essere presente nella riforma costituzionale che andremo a votare. Mi permetto di ricordare, visto che il professor Casen dà sempre spunti storiografici, mi permetto di ricordare una piccola cosa anch'io. Fino al 1970, anno di introduzione delle regioni, il debito pubblico italiano, e Gottardo aveva anche lui braghette corte nel 1970, però se lo ricorda, il debito pubblico era a livelli assolutamente fisiologici. Con l'introduzione delle regioni, per cui abbiamo creato queste macro aree, perché era il 42% a fronte di 102, 104 province, quante erano nel 1970, abbiamo creato 20 o 19 o 20 regioni, quelle che erano, e abbiamo moltiplicato il debito pubblico, per cui vorrei suggerirvi di stare anche un attimino attenti sul fatto che questa sia effettivamente la panacea dei mali che stiamo subendo in questo momento.
Vuole rispondere? Adesso volevo sentire Ritter se il quadro che fa Cesaro sull'economia è effettivamente così, se c'è stato un cambiamento, c'è chi parla una deindustrializzazione. Sì, sono d'accordo. Sappiamo, ad esempio, nella provincia di Padova ci sono circa 100.000 imprese, di cui circa la metà sono unipersonali, quindi capite bene cosa vuol dire impresa al giorno d'oggi. Nel 2015 sono nate 5.000 nuove imprese nella provincia di Padova, di cui ovviamente unipersonali più di 3.000 e di capitali 1.500 e di famose start-up innovative circa 37 a Padova. In Veneto abbiamo poco più di 400.000 imprese. Ma non bisogna lasciarsi fuorviare dai numeri, perché dobbiamo ricordare che se è vero che c'è un bilancio, anche seppur negativo, sono circa 1.500 aziende in meno rispetto in Veneto, quindi chiuse rispetto a quelle aperte nel 2015, ricordiamoci che stanno chiudendo tante grandi aziende e stanno aprendo tante piccole partite IVA. Tante piccole partite IVA che spesso sono persone licenziate che tentano di avviare un'impresa, magari senza alcuno spirito imprenditoriale, ma puro spirito di sopravvivenza, quindi che rischia di fare danni a se stesso, alla famiglia e alle altre imprese. Quindi sicuramente una deindustrializzazione c'è soprattutto perché le nuove imprese che stanno nascendo adesso non hanno i supporti e i contributi anche a livello europeo, se non nazionale e locale, per creare un'attività di produzione. Cosa voglio dire? Adesso è facile trovare le 25.000 euro di finanziamento, è facile trovarle 100.000 anche in Veneto, c'è Veneto Sviluppo Azione Giovani da 100.000 euro e 15.000 euro a fondo perduto e il resto agevolato, con tempi comunque assolutamente. Questo per delle start-up. Per delle start-up. Ma se uno vuole avviare un'attività produttiva, e attenzione, ci vuole attività produttiva per far vivere le attività di servizi, perché noi stiamo continuando a creare aziende digitali, aziende che fanno servizi e quant'altro, ma se chiudono le aziende di produzione, abbiamo capito che non facciamo solo i servizi, non a chi lo fanno il servizio. Quindi sicuramente manca una linea di credito verso tutte quelle aziende che hanno investimenti medi in Italia, perché l'impresa media ha 4-5 dipendenti circa in tutta Italia, quindi il 96% dell'impresa ha queste caratteristiche, queste dimensioni, che deve acquistare macchinari che vanno dai 500.000 al milione, 2 milioni. Ecco, questa fetta, questo range di cui ha bisogno tutta l'Italia non lo trova nessuno. I soldi non li trova e non li dà nessuno, perché le banche sono in continua flessione negli impieghi, tanta raccolta, pochi impieghi, vuol dire che i soldi non li stanno dando alle imprese o li danno a chi a volte forse non sa neanche che farsene. Certo che li ha già. Certo, questo è un grossissimo problema. D'altro canto vediamo che le aziende che adesso stanno funzionando sono tutte quelle aziende che riescono a internazionalizzare. Questo vuol dire andare all'estero, che sia ben chiaro. Andare all'estero non vuol dire delocalizzare, cioè portare l'azienda all'estero, vuol dire saper valorizzare il prodotto italiano, le competenze, l'innovazione, la qualità e venderla all'estero, che c'è un paniere molto più grande e abbondante rispetto a quello vuoto italiano. Questa è una cosa fondamentale e per poter fare questo la dimensione non può essere quella attuale, la media attuale. Deve essere una qualcosa di più grande, quindi è necessario sicuramente un processo aggregativo di impresa per poter essere competitivi appunto in un contesto globale. Certo, quindi anche il discorso dei distretti dovrebbe essere, diciamo così, potenziato. Sì, dovrebbe essere rivisto. Attenzione, è una cosa molto importante, noi non abbiamo un piano industriale. Noi non sappiamo chi vogliamo diventare, sto parlando del livello Italia, sto parlando come Stato, ogni anno facciamo una finanziaria per capire esattamente dove ristabilire 2 o 3 risorse, ma non sappiamo dove vogliamo andare, non sappiamo che paese vogliamo diventare, non possiamo accontentare tutti, dobbiamo puntare su dei settori, dobbiamo puntare su settori trainanti che portino poi un indotto al resto delle aziende. Certo. Cacciavillani. Prima di affrontare tutti questi temi importantissimi, vorrei fare una precisazione diacronica. Oggi è il 7 ottobre.
7 ottobre. Ecco, è una commemorazione per noi veneti importantissima. Oggi abbiamo vinto a Lepanto, per cortesia. Ecco, un mazzo di fiori davanti La a questo battaglia di Lepanto, ricordo. ricordiamo per i telespettatori, il 7 ottobre 1571. Vittoria veneziana, 106 navi da guerra su 200, non tutte da guerra, quelle delle flotte alleate. Una vittoria venezianissima, direi. Ecco. sui turchi. Prego? Sui turchi. Sì, beh, contro il turco si diceva allora, perché il turco era un po' ecco, non so se tu mi stai provocando, ma è stata una guerra difensiva del mondo cristiano contro il progetto del sultano, che dopo aver vinto tutto, perché nel 1537 ha sconfitto Carlo V, quello sul cui impero non tramontava mai il sole, ormai pensava che i tempi fossero maturi per conquistare, per battere questi infedeli con un ordine preciso: non danneggiate la basilica di San Pietro perché la voglio intatta, perché deve diventare la più grande moschea del mondo attraverso il califfato universale. Se trovate paralleli con l'attualità di oggi, per carità, sono valutazioni vostre. No, io sul tema dovrei dire che mi trovo completamente dall'altra parte rispetto all'intervento del collega, diciamo collega di trasmissione Cesaro. Non sono d'accordo quasi su nulla di quello che ha detto. Ora, il discorso è un discorso di impostazione politica. Morello Rita, puoi dire non sappiamo dove andiamo, non sappiamo scegliere dove andiamo, cioè chi determina le sorti, non è che nasca per ispirazione, per influssi di Marte su Giove, eccetera. Proprio non siamo capaci di scegliere perché ci hanno disabituato a fare la politica delle scelte. Ora, purtroppo ha ragione Gottardo quando dice le 20 regioni. Io sono un regionalista allievo di un certo Feliciano Benvenuti, che era un po' il padre del regionalismo, e sono un regionalista deluso, ma anche arrabbiato deluso, perché abbiamo regioni che hanno veramente fallito. Hai perfettamente ragione Gottardo, abbiamo delle regioni burletta, ecco, altre. Ma è mancato, il discorso è mancata la scelta politica. Se volete, nel 91 è stato fatto un grosso convegno a Padova, proprio a Padova, all'Hotel Sheraton, era appena aperto, ed è venuto a fare la lezione di base accanto al nostro miglio di non dimenticata memoria il professor Recheio dell'Università di Barcellona, che è quello che ha inventato il federalismo ad assetto variabile. Di fronte a una Spagna che aveva una situazione generale più differenziata della nostra, perché di fronte alla Catalogna ricca come il Veneto o la Lombardia c'era il León, che era molto più indietro dell'Abruzzo o della Campania nostra. Ha detto: signori, noi non possiamo pensare ad una autonomia indifferenziata uguale per tutti, perché dare a una regione una capacità di autogoverno che non è capace di svolgere è una violenza che ci crea e diventa un fattore discriminante, perché non essendo al passo con le altre inevitabilmente si trova arretrata, e ha inventato il discorso dell'assetto variabile. La Catalogna è capace di autonomia 90 su 100, gli diamo 90, León è capace di 30 e gli diamo 30. Vuol dire che ogni
pertanto si vedrà di calibrare. Guardate che tutto questo, abbiamo una classe dirigente, una politica ignorante e becera, perché quando hanno fatto l'unione della Repubblica Federale Tedesca c'era l'Europa dell'Est che era molto più arretrata dell'Europa della Germania, cioè Germania dell'Est, della Germania libera, diciamo. Hanno creato le regioni speciali come da noi, ma mentre le regioni speciali sono un istituto truffa, perché è una truffa che viene commessa a danno del resto d'Italia e in modo particolare delle regioni confinanti. Nella Costituzione ha messo che ogni 5 anni bisogna verificare il grado, la capacità di autogoverno dei vari Länder ed eventualmente aumentarla a seconda che siano aumentate le capacità di autogoverno. Quindi un assetto variabile, insomma. Un assetto variabile. Ma noi abbiamo l'assetto fisso. Noi abbiamo 5 regioni chiaramente parassite. Signori, penso che si potrà tornare, ma quei dati alla mano, di fronte ad una diciamo a delle attribuzioni tributarie di 1 al Veneto, abbiamo 1 pro capite, abbiamo 8 in Trento, quindi abbiamo 8 volte tanto, quindi voi capite che vuol dire veramente uno sbilanciamento completo. Addirittura siamo arrivati all'assurdo, e questo bisogna che entri nella dinamica, all'assurdo che le regioni a statuto speciale sono tali perché erano più basse delle altre, quindi era una specialità perequativa per arrivare all'altezza. Oggi, dopo 60 anni, siamo arrivati, sono molto più alte, e abbiamo inventato la legge truffa, questa sì, la legge truffa, che diamo un contributo ai comuni confinanti perché non sia troppo appariscente la disparità tra lo speciale perequante e il normale sperequato. Quindi abbiamo una specialità sperequante, non più perequante come avrebbe dovuto essere, e andiamo avanti così. Signori, vogliamo finirla questa beffa, questa istituzione truffa, diciamo, perché veramente, ecco, quindi tutte le discriminazioni. Pensate al discorso del debito pubblico, finanza, eccetera. Non c'è dubbio che le regioni sono una centrale di spesa cospicua, non remunerata da un aumento di servizi pari, purtroppo. Qualcuno ha parlato della sanità, abbiamo delle sanità ottime come il Veneto e la Lombardia, altre che ottime non sono certo, e sappiamo tutti perfettamente perché una siringa costa €1 di qua e 12 euro a 50 km più là, insomma, dai, per carità. Certo, non c'è omogeneità. C'è uno scialo di risorse pubbliche intollerabile, certo. Ma questo non si fa, e in questo punto ha ragione Cesare, non si fa assemblandone 3, si fa bonificando il marcio che c'è, ma questo su qualcosa era d'accordo. Allora. Sì, questo mi conforta. Questo è un altro mi conforta. No, perché mi ha detto sono totalmente in disaccordo. C'era una cosetta che sui punti ma mi fa piacere. Ecco, vedrà che alla fine della trasmissione avremo altri punti di incontro. Ma sono convinto. Guarda che io, se mi consente, ho dovuto difendere la Regione Veneto in Corte Costituzionale sul referendum sulla autonomia. Non avevano di meglio, ha mandato me e non gli è andata male perché abbiamo vinto la causa, insomma, ecco, vabbè. Sa cosa? Il referendum sull'autonomia è come se a me chiedessero se
se mi piacciono i boccoli, no? Sì, sicuramente, ma è una cosa che lascia il tempo che trova, avvocato Cacciavillani. Il referendum sull'autonomia è come la pace nel mondo a Natale, sono queste robe che non... è l'apologia dell'ovvio, capisce? Ma sì, sono come i discorsi del Presidente della Repubblica, con tutto il rispetto, sono come urbi e to. No, non è superficiale, guardi, è neanche populista, perché il fatto di esprimere delle convinzioni e dei pareri non è che sia superficiale, forse è superficiale dal suo punto di vista, ma non in assoluto. Cioè, la superficialità non è un dogma o una postilla di fede, è qualcosa che lei valuta superficiale. Per esempio, per me è superficialissimo il referendum sull'autonomia, anzi è che siamo in TV, direi che è proprio una boiata, è che non lo si può dire perché siamo in TV, ma invece l'aspetto dell'ovvietà di determinate prese di posizioni, io non lo considero superficiale. Facciamo un po' di cose che è anche bello. Non mi lascia ma l'ho lasciata finire, ha parlato. Quello è un referendum che io classifico, che io considero mio, perché l'ho vinto. Ma ci mancherebbe, ma non è offensivo. La mia è una valutazione sul referendum, non su di lei. Il discorso è che se non ci abituiamo all'autogestione, alla gestione del nostro potere, e dipendiamo dal papà che da Roma o da Berlino ci comanda, non diventeremo mai maggiorenni, non saremo mai capaci di autogestirci. Sì, ma guardi che anche se fossimo maggiorenni... il discorso dell'autonomia è strumentale per arrivare a scegliere chi vogliamo essere, in che forma arrivarci. L'autogestione vuol dire essere responsabili delle proprie scelte. Se sono positive diventerai ricco, se sei povero devi poter dire dipende da me perché non sono stato capace di fare le scelte che andavano fatte. Ci porterebbe a delle scelte strategiche così ampie. La Valle d'Aosta è autonoma da 60 anni eppure guardi lei o la Sicilia o il Trentino Alto Adige, non mi segga la Valle d'Aosta perché è un Friuli Venezia Giulia. È un grosso comune e non è allora posso dire una cosa, siccome io produco e non faccio servizio, produco, oppure i miei servizi sono così inseriti nella produzione che quasi produco. Voglio dire, la strada che doveva servire al Manzanese, la tangenziale, per far sì che le sedie del Manzanese, che forse lei conoscerà, una regione autonoma l'ha fatta dopo non so quanti lustri, quando le sedie non esistevano più. Questa è l'autonomia all'italiana, ma Dio ce ne salvi dall'autonomia. Dio ce ne salvi. Autonomia, questa è idiopia che fa rima con autonomia. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Sì, mi scusi. Lasciatevi interrompere un attimo. Andiamo in pubblicità, ci ritroviamo subito. Qualcuno vi ci desse istruzioni sul Mose, dai.